TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Il questore di Treviso Alessandra Simone ha disposto la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande di un locale di Vittorio Veneto, divenuto nell'ultimo periodo abituale ritrovo di soggetti gravati da numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che teatro di gravi episodi in cui anche gli addetti alla sicurezza, nel tentativo di sedare le risse, hanno riportato serie lesioni. Il provvedimento è stato adottato su proposta dell'Arma dei Carabinieri, che nell'ultimo anno e mezzo, e cioè già a partire da novembre del 2023, è intervenuta diverse volte presso il locale per sedare risse o liti tra avventori, avvenute sia all'interno sia nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale. Un episodio estremamente grave si è infine verificato sabato scorso, quando all'interno del locale è scoppiata una violenta rissa, poi proseguita anche all'esterno, a seguito della quale più persone hanno riportato serie lesioni, con prognosi che arrivano sino a 60 giorni. E Dania Sartorato, presidente FIP e Confcommercio della provincia di Treviso, interviene sul caso della taverna di Vittorio Veneto. Il caso della taverna di Vittorio Veneto è emblematico e dimostra il carico di responsabilità indirette cui noi esercenti siamo sottoposti. Purtroppo i locali, per il loro essere pubblici, diventano involontariamente uno spazio aperto in cui si palesano episodi di degrado e microcriminalità e spesso gli esercenti si trovano a dover affrontare situazioni di emergenza con pochi strumenti a disposizione e a volte subendo danni, come in questo caso la chiusura. Affronteremo subito la questione chiedendo un incontro di approfondimento al questore e manifestiamo al collega la massima solidarietà della categoria. Parliamo di economia. Il settore manufatturiero artigiano in provincia di Treviso, ovvero le piccole e medie imprese dei settori metalmeccanico, tessile, chimico, impiantistico, del benessere e della ristorazione, non incluse l'edilizia, l'industria del commercio, in base ai dati è evidenziato che tra 2023 e 2024 il comparto ha visto una crescita delle ore totali di cassa integrazione del 21,30%. Se nel 2023 erano state complessivamente 312.228 le ore di cassa integrazione effettuate, nel 2024 si è saliti a 378.744 ore, con un incremento complessivo di 66.516 ore. Le giornate di cassa rendicontate degli stessi periodi di riferimento sono salite da 43.581 a 52.364. Si tratta di dati elaborati dall'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato Veneto a partire dai risultati forniti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato. Il presidente di CNA Treviso, Luca Frare, interviene affermando: in finanziaria nulla per il rilancio del settore, si sblocchino subito i fondi per la transizione 5.0 per ripartire. Parliamo di sanità. Completato il trasferimento dell'unità operativa di oncologia dell'ospedale di Oderzo nei nuovi spazi più confortevoli e ampi per i pazienti, situati al terzo piano dell'edificio 5. La nuova sede del reparto, diretto dal dottor Stefano Lamon, è distribuita su 350 metri quadrati. È stata tenuta a battesimo oggi alla presenza del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, del direttore dell'ospedale Umberto Gasparotto, del primario appunto Stefano Lamon e del sindaco Maria Scardellato. Il tutto grazie a un investimento di 400.000 euro per il reparto di oncologia che si affaccia sul parco. Nuovi anche i percorsi di accesso all'unità operativa, in comune con il poliambulatorio e l'area parcheggio dedicata in prossimità dell'edificio per favorire il trasporto dei pazienti con disabilità o difficoltà di deambulazione legate alla patologia oncologica. In seguito al trasferimento dell'oncologia, il reparto di chirurgia generale, diretto dal dottor Marco Brizzolari, andrà a occupare l'intero terzo piano dell'edificio 2. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.